Bene amici podisti, ben ritrovati col nostro video diario di Coppa Friuli. Oggi siamo qua a Remanzacco per presentare l'ultima, ottava e ultima prova di Coppa Friuli. Anche quest'anno è la prova conclusiva, come già chi c'era l'anno scorso si ricorda. Quindi partenza 19 giugno, domenica 19 giugno, ore 9:30, partenza e arrivo qua come al solito nei pressi del campo sportivo. Esattamente la partenza proprio davanti ai carabinieri qua sulla via alla mia destra. Siamo qua con gli amici della Maratonina Udinese, Associazione Maratonina Udinese, che ci aiuteranno nella ricognizione del percorso, a descrivere i punti più interessanti del percorso e quant'altro. Siamo qua con Andrea Ceschia, adesso gli passo il microfono che così ha tanta voglia di parlare e ci illustrerà, diciamo, un attimino questa prima parte, una piccola introduzione. 8 km 721, no? È il chilometraggio ufficiale, tutto in pianura, senza difficoltà tecniche, quindi sarà una tappa che si potrà correre, penso anche abbastanza veloce, un percorso che si potrà correre bene. Ecco, allora dici un po' di particolari tu, dai. Beh, innanzitutto devo dare la primogenitura della gara, che è della Libertas Grions Remanzacco. Ecco. Per cui è stata, diciamo, curata dall'inizio sempre da Libertas e con la Maratonina, che abbiamo sempre collaborato, per cui ci siamo portati, era il terzo anno, la prima edizione l'abbiamo fatta a Godia, mi ricordo, e questo è il secondo anno che la portiamo a Remanzacco, anche perché le amministrazioni si sono dimostrate molto favorevoli a portare disponibili a portare questa manifestazione sia di Remanzacco che di Povoleto, e nonché siamo stati supportati sempre anche dagli sponsor che hanno dato peso a questa manifestazione, che si corre, ricordiamolo, con l'arrivo in un campo d'atletica inaugurato la scorsa settimana da Stefano Baldini, che è uno dei migliori d'Italia, perché è stato realizzato dall'azienda che è l'azienda che ha costruito il campo d'atletica di Pechino. Per cui siamo molto contenti di tutto questo movimento che si sta creando con la Coppa Friuli. Aspettiamo un sacco di gente, perché ci stiamo dando da fare con i collaboratori, con tutti i ragazzi della Maratonina, della Libertas Grions Remanzacco, per cui voglio ringraziare innanzitutto anche gli alpini, il gruppo degli alpini qua, la vigilanza urbana del comune ci dà una mano, perché se no senza di loro non si farebbe niente. Senza di loro non si farebbe niente, e anche esatto, dopo magari menzionerò anche gli sponsor, perché sono importanti in questa situazione, certo. Ecco. E altre situazioni, adesso i ragazzi vi porteranno sul percorso, perché è quello dell'anno scorso, è quello dell'anno scorso, sì. Però insomma è abbastanza divertente, anche perché ha un tratto tecnico, sì. E che non ci sia caldissimo, perché sennò sarà da soffrire, anche se sono 8 km 721, ma una bella cotta. Esatto, ecco. Bene, come abbiamo detto, la partenza è posizionata qua, c'è una piccola parte così nelle vie del paese, no? Poi si esce subito, si prende una parte in sterrato, una strada, carareccia, insomma, battuta, strada bianca, comunque ben battuta, quindi si può correre bene, già prendere un buon ritmo per questo sterrato, diciamo un 2,5 km, no? Mi dicevi? Sì, sicuramente c'è lo sterrato, dopodiché all'uscita di questo sterrato avremo un attraversamento di una provinciale, poi si ritorna su uno sterrato un pochino più tecnico fino al primo ristoro. Il primo ristoro si troverà, vedrete, in un posto molto suggestivo, c'è un ponte in legno per cui attraversa forse il Malina, per cui prima del guado c'è questo attraversamento, questo posto qua. Abbiamo predisposto il ristoro lì, proprio perché è una zona a metà strada, per cui sarà molto favorevole fermarsi in quel momento, certo, sicuramente è utile. Logisticamente. Poi, logico, se la giornata è calda, il direttore sportivo, che è Renato Bonin, ha pensato anche di portare dei vaporizzatori, qualcosa, insomma ce lo inventiamo, vediamo anche le previsioni meteo, perché logico è, farà caldo, se dopo va a fortuna di meteo, no? Ecco, bene, adesso ci spostiamo, quindi più avanti illustreremo un altro pezzo. Qua i nostri amici della Maratonina Udinese, se vogliono partire, possono partire e noi li seguiamo. Buona corsa e ci ritroviamo più avanti.
Eccoci, siamo posizionati qua, siamo a circa 4,5 km. Adesso fra poco arriveranno da dietro gli amici da Maratonina Udinese. Abbiamo fatto questo pezzo di Carareccia che abbiamo detto prima. Adesso qua passano il ponte. Eccoli qua che arrivano, passano il ponte e qui nei pressi, insomma, subito dopo questo ponte è posizionato anche il ristoro, quindi potremo, insomma, annaffiarci, abbeverarci, rinfrescarci e quant'altro se sarà una giornata calda. Poi faremo un altro pezzettino, qui c'è una cura, insomma, sull'asfalto, e faremo anche un guado che speriamo non ci siano problemi di piena. Nel qual tra l'altro verranno forniti dei salvagenti per tutti, o dei bracciali per tutti quanti. No, scherzo, dai! In caso di piena ci sarà il percorso alternativo, insomma, non ci lasceranno annaspare nell'acqua, ci hanno assicurato che passeremo indenni anche il guado. Ecco, quindi vuoi aggiungere qualcosa? No, credo che Marcella hai aggiunto tu qua il primo ristoro. Come percorso qua ci sarà la prima ondata, qualcuno può spingere, perciò già vedremo davanti. Accelerare. Sì, da accelerare, sì, prenderanno il largo prima di entrare, diciamo, nella... Sì. Che qua è più rettilineo, no? Quindi si corre bene, cercheranno insomma perciò fare un po' la tattica. Già qua Spinelli e compagni, i soliti noti possono già farsi la loro gara, ecco. Perfetto. Dunque facciamo il guado e ci porteremo nei pressi del famoso Troi des Canais, che sarà l'unico pezzettino, sono 300 metri circa, 300-400 metri, sarà proprio il punto tecnico più un po' impegnativo di tutto il percorso. Comunque è molto bello, insomma, adesso ci sposteremo là e vi illustreremo anche quel tratto. Ci vediamo fra poco. Bene, eccoci qua, siamo sul Troi das Canais, come abbiamo detto prima è l'unico pezzettino, eccoli che arrivano qua, i podisti in erba, seguiti da tutti gli altri, eccoli, aspetta che passano qua e dopo... Eccoli qua, come vedete sarà da procedere sicuramente in fila indiana come hanno fatto loro, perché il sentierino è stretto, passa tutto in mezzo così al verde. Diciamo che è l'unico pezzo tecnicamente un po' impegnativo, ma non è niente di che, insomma si tratta, come ho detto, di mettersi in fila, quindi si procederà così, circa 400 metri. Questo sentiero, perché è proprio un sentiero, poi ritorneremo sull'asfalto e riprenderemo nel paese, siamo circa al 6,5 km, non mi ricordo se prima l'ho detto, quindi al termine qua torniamo in paese sull'asfalto, mancano ancora un paio di chilometri e poi siamo arrivati, arriveremo all'interno, come abbiamo detto prima, del campo sportivo. Quindi adesso noi ci spostiamo fra poco sul traguardo. Com'è andata? Bene? Si corre bene? Com'è? Bene, sì. Speriamo anche nel passaggio, quello del guado, insomma, che non piova. Comunque abbiamo il percorso. Tu sai nuotare? No, ma insomma si può. In alternativa abbiamo il ponticello, quindi insomma... Se no ci buttiamo a fare 4 bracciate. Esatto. Scherzo, come abbiamo detto, non preoccupatevi, c'è il percorso alternativo, non facciamo scherzi, dai. Quindi come abbiamo sentito qua a Sandra si corre bene, non ci sono insomma problemi particolari, si va in fila indiana e quant'altro, niente di che. Quindi adesso, come ho detto, si riprende l'asfalto nelle vie qua del paese, un paio di chilometri, adesso ci rivediamo al traguardo per l'ultima parte del percorso, a tra poco. Bene. Eccoci qua, siamo sul traguardo, sulla nuovissima pista di Remanzacco, quindi ricapitoliamo, siamo usciti in fondo dal sentiero, gli ultimi 2 chilometri si corrono nelle stradine così del paese asfaltate, si entra in fondo là, da dove avete visto che sono arrivati i nostri amici della Maratonina Udinese. Qua c'è un bel rettilineo per fare l'ultimo scatto, l'ultimo rush finale, chi fa l'arrivo al photo finish qua vedremo, quindi potete scatenarvi se avete ancora energie proprio per gli ultimi metri. Bene, qua si conclude la corsa, io penso insomma
spero che vi piaccia il percorso, non presenta difficoltà, è molto insomma, carino sull'asfalto. Percentuale di asfalto, tu sai quant'è? No, la percentuale esatta non la conosco, però sì, come avete visto è un compendio delle corse podistiche, insomma, c'è l'asfalto. Quasi, mi suggeriscono, il gobbo mi suggerisce quasi metà e metà più o meno, 40 e 60, ecco. Più o meno così, dai, insomma, giusto per rendere un'idea. Comunque lo sterrato è bello, avete visto, sono strade bianche in cui si può comunque mantenere un bel passo, ci sono anche poche curve, mi sembra abbastanza così. Poi qua sempre il gobbo mi suggerisce che dopo, giustamente dopo tanta fatica, ci sarà bere e mangiare, quindi non scappate via subito, perché bere e mangiare dopo passate alla nostra postazione, mi raccomando, quindi non si va via subito, ricordatevelo. Dunque, scusa, come abbiamo detto, un bel percorso, adesso Manuel. Ecco, Manuel, ogni tanto qualche lapsus, scusa, un po' l'età qua, ci dirà insomma le ultime, chiudiamo insomma con lui, sentiamo le ultime valutazioni, cosa a te piace il percorso? Beh, il percorso è bello perché è vario, si può fare variazioni di ritmo e poi c'è lo sprint finale sulla pista che stimola, fa sembrare veri, insomma. Esatto. Ci fa sentire dei veri campioni, dei veri atleti, no? Quindi anche quello, insomma, è simpatico. Dunque è bello, adesso vi aspettiamo, quindi. Il gobbo mi suggerisce che il gobbo onnipresente suggerisce che bisogna ringraziare per la manifestazione certo, l'azienda edile Tilatti, la tavernetta di Remanzacco, Area Sport di Tavagnacco e la Credit Friuli. Tutti quelli che vi hanno aiutato a mettere in piedi la manifestazione, insomma giustamente bisogna rendergli il merito anche a loro, altrimenti qua non si farebbe niente. Quindi ringraziamo insomma tutti anche i vari sponsor che abbiamo ricordato. Anche il gobbo. Ringraziamo il gobbo che è stato bravissimo, ci ha suggerito bene tutto quanto, ormai è scritturato anche per il prossimo anno, sappi che sei scritturata. Anzi, bene amici podisti, finiamo qua, dunque avete visto, sì, sempre qua. Allora non basta il gobbo, adesso si è aggiunto anche il regista, l'abbiamo detto prima comunque, se poi riavvolgi il nastro senti che l'ho già detto prima, c'è da mangiare e da bere, lo ripetiamo perché qua tutti pensano solo a quello. Allora ripetiamo, insomma, si conclude in bellezza la giornata, dai, bello così, insomma ci ritroviamo lì. Poi le premiazioni 11:30? 11:30 qua sempre mi suggerisce, quindi c'è anche dopo c'è di tutto e di più, non scappate che ci divertiamo insomma tutti insieme, è l'ultima prova, quindi un attimino ci ritroviamo anche per finire in bellezza, per salutarci e quant'altro. Dunque io vi ringrazio qua tutti gli amici della Maratona Udinese che ci hanno aiutato a fare questa ricognizione insieme, insomma, avete visto un pochettino i punti salienti del percorso, ecco, non ci siamo dilungati tanto, ma quelli lì erano quelli più insomma più salienti. Poi sul volantino sono stati precisissimi, c'è tutta la piantina con tutti i chilometri, i nomi delle vie e tutto quanto, che qua meglio della mia descrizione, insomma hanno organizzato bene come sempre, come anche l'anno scorso, penso che non ci saranno problemi. Dunque Marcello, concludi tu, vuoi salutarci, cosa ci diamo appuntamento a domenica? 19. Ci vediamo qua alle 19, pronti al via e ci divertiremo, senz'altro. Aspetta, vuoi riepilogare il sentiero? Lei come si chiama? No. L'abbiamo preso in contropiede, dai, per concludere in allegria. Dunque mi raccomando, come sempre io vi rinnovo gli auguri di buon allenamento, gli ultimi sforzi qua per quanto riguarda Coppa Friuli, poi insomma l'attività prosegue con tante staffettine, ma
per tutta l'estate. Vi aspetto anche nel dopocorsa, ve lo ricordo, sarà l'ultimo, quindi passate numerosi, insomma, spargete la voce tra tutti i vostri compagni, amici, parenti, chi volete. Ci rivediamo anche nel dopocorsa, così ci salutiamo, insomma, se vi fa piacere, per concludere in bellezza e in allegria, insomma, questa bella manifestazione. Niente, ci rivediamo allora domenica, partenza 9:30, lo ricordo ancora. Buoni allenamenti, io comunque vi do appuntamento al prossimo video che sarà, oltre quello del dopocorsa, ce ne saranno forse altri, dai, chi lo sa, vedremo. La novità? La novità è che l'ultima, Marcella corre e suo marito la riprende, finalmente. No, perché corre anche Reggi. Sto pezzo, perché no, il canale io non taglio... Non taglio niente, io non ho mai censurato niente e il regista corre anche lui, quindi non potrà riprendermi per fortuna, quindi non ci saranno problemi. Facciamo l'arrivo insieme, guarda. E mi sa che dovrai aspettare parecchio. Vabbè, aspetta, perché sono fuori allenamento. Siamo in due, dai, ci divertiamo. Ecco, allora abbiamo l'emozione degli ultimi metri. Facciamo l'ultimo scatto insieme? Ecco, benissimo, mi va proprio da Dio, guarda. Bon, ecco, quindi evitate di... se state ascoltando e vedendo e scappate, quando ci vedete evitate di vedere sti due matti, no. Boh, dai, abbiamo scherzato, ma questa è l'atmosfera, insomma, qua nostra. Niente, ci rivediamo allora domenica, buone corse, vi aspetto al dopocorsa. Grazie a tutti, ciao.